3 lunghissimi minuti di paura e spavento tra i presenti nella farmacia Cappellotto di strada Cabalbi. Tanto è durata la rapina giovedì pomeriggio, avvenuta poco prima delle 18, quando nel quartiere Bertesinella era già tutto buio. Il racconto di quanto accaduto dal titolare che ha saputo mantenere la calma in quegli attimi concitati. Sono entrate due persone, una si è fermata all'entrata mentre l'altra è andata diretta alle casse della farmacia, aprendo le casse e dando qualche spintone con la pistola sempre puntata. Hanno razziato quello che c'era in cassa, mentre la persona che faceva da palo all'entrata, bloccando le porte con il portaombrelli lì, faceva entrare i clienti. Insomma, uno era già qui, è stato fatto stendere, e una ragazza è entrata e titubante, invece il rapinatore che era alla porta appunto l'ha fatta, l'ha spinta verso l'interno della farmacia. L'atteggiamento qual era? Di freddezza? Erano italiani? Erano stranieri? Allora guardi, a noi sembrava avessero un accento dell'est, uno dei due sicuramente, e molto tranquilli, sempre con le pistole puntate verso i colleghi a banco. E niente, ripeto, sono andate alle casse, hanno preso quello che hanno trovato, poi hanno Quanto era fatto l'importo? circa 1 migliaio, poco più di euro. Fortunatamente tutto si è svolto senza feriti grazie anche purtroppo all'esperienza maturata in altri episodi simili. Un triste record per questa farmacia. È la numero 9. Abbiamo un brutto record, un brutto primato qui in città. Cambierà qualcosa per voi? Avete un atteggiamento diverso? Installerete altri sistemi? Cosa serve? Noi abbiamo tutto, purtroppo il cantiere ci penalizza un po' per il discorso delle telecamere esterne, però insomma noi abbiamo tutti i sistemi immaginabili possibili e si sa che può succedere, si sta sempre con le orecchie, mi scusi il termine, però ecco, questa è. Le fasi della rapina sono state immortalate dalle telecamere di videosorveglianza, daranno sicuramente informazione utile ai carabinieri che indagano, a cui viene espresso un plauso particolare. Un grazie a loro perché da quando li abbiamo chiamati in 2 minuti secchi sono arrivati e ci hanno anche supportato a livello morale perché eravamo abbastanza scossi. E 2 minuti sono arrivati, hanno fatto i rilievi e hanno sentito i clienti che erano in farmacia.